E volevo approfittare del fatto che c'è solo per dirvi che se io fossi stato un componente della commissione che ha steso il cosiddetto manifesto del Partito Democratico, probabilmente avrei preso tutta la prima parte della Costituzione e avrei detto: questo è il nostro manifesto, quello che c'è qui. Come? In parte l'hanno fatto. Non ho capito la battuta. Invece di andare a elaborare tesi molto specifiche, diciamo post-moderne, post-ideologiche, post-tutto, post-sinistra e post-destra, perché non ci sarebbero più sinistra e destra, come viene detto molto spesso, anzi tutti i giorni dai giornali, da tutti i protagonisti della vita politica italiana. Io ritengo invece che le scelte fondamentali che riguardano la concezione dello Stato, la concezione della persona umana, la concezione della società, la concezione della libertà, la concezione dei diritti, la Repubblica fondata sul lavoro, tutto quello che c'è scritto nella prima parte sia ancora oggi il nostro fondamento, il fondamento della vita politica italiana, della nostra democrazia, e non c'è bisogno di rincorrere altre idee, altre grandi dichiarazioni, basta quella, basta la parte che così intelligentemente, così appassionatamente Rossetti, Lappina, Moro da una parte e Togliatti e i suoi collaboratori dall'altra sono riusciti a fare come sintesi politica. I protagonisti fondamentali di quel lavoro sono stati da una parte la Democrazia Cristiana, dall'altra il Partito Comunista. C'erano anche gli altri, c'erano anche i liberali, c'erano anche il Partito d'Azione, c'era anche il Partito Socialista, c'erano personaggi molto importanti nel lavoro della Costituente, ma il segno fondamentale della nostra Carta Costituzionale è dato dall'incontro di due grandi movimenti popolari, due grandi pensieri politici del Novecento, ed è nata la nostra Repubblica, è nata la nostra Costituzione. Io, Carlos, impersonava in un certo senso questo compromesso, chiamano qui questa sintesi, e lo si scopre leggendolo, Io, lo dico francamente, ero molto più democristiano, nel senso proprio di una formazione culturale più legata al pensiero cattolico, che anche Caruso frequentava, cioè Maritain, Monier, tutti i nostri italiani, Lappina e Dossetti e così via, ma più legato a questo filone che non è una commistione, diciamo, e invece negli scritti di Caruso emerge questa sua componente che va dal pensiero economico di sinistra ai pensatori politici anche di sinistra, e al di là delle apparenze anche di certi comportamenti mansueti, come dico io, e come dire, disponibili anche all'accettazione della posizione degli altri, Caruso aveva questa grande capacità di riuscire a sintetizzare insieme due apporti, due filoni, due fiumi del pensiero che poi si incontravano in una sintesi molto efficace e molto anche anticipata rispetto alle cose di oggi. Per finire questa parte, io chiedo scusa a Mura per aver detto di parlare poco, ma forse ne approfitterò. Voglio fare un esempio di attualità per dire la differenza, insomma, tra l'esperienza anche da DC e l'esperienza del Partito Comunista, anche nella vita di oggi. Veltroni nel congresso di Essen, quello recente dello scioglimento, ha dichiarato che lui non è mai stato comunista. Proprio, mi sembra che abbia detto categoricamente, cioè che ha militato sì nel Partito Comunista, ma non era comunista, non è mai stato, non aveva una cultura comunista, non apprezzava i maestri del pensiero comunista, ormai aveva gli americani, liberal, cosiddetti americani. Io per concludere questa parte
del mio intervento in questa presentazione del libro, direi che nessuno che è stato nella DC farebbe questa dichiarazione, perché non ne avrebbe bisogno. Nessuno di quelli che ha militato nella DC in quegli anni ruggenti avrebbe oggi bisogno di transitare, diciamo, il guado per andare in una nuova formazione politica totalmente rinnovata, in qualche misura pragmatica e post-ideologica, di giustificare questo passaggio e della coerenza del passaggio con dire: io non ho mai fatto, non sono mai stato democristiano, perché il contenitore politico, partitico, la DC, era questa cosa che sto dicendo io. Militanti di estrema destra, quasi di destra, conservatrice, anche nella Costituente. Lo scontro del gruppo di cui ho parlato io era permanente con un signore che si chiamava Lucifero e col presidente del sottocomitato che era Tuppini, quindi non un personaggio che De Gasperi e gli altri avevano messo lì a controllare questi matti ragazzi giovani. Moro era sotto i 30 anni, quindi lo ricordo anche con molto commozione d'affetto, perché in questi giorni c'era la ricorrenza della sua uccisione, c'è una giornata della memoria che finalmente dedichiamo alle vittime del terrorismo, dedichiamo a ricordare questi martiri della democrazia italiana. Lo ricordo con questa commozione, con questo lavoro che è stato fatto in quegli anni. Mia Couch mantenne, secondo me, non emergeva questo, non c'è bisogno neanche di dirlo, quando uno ha certe convenzioni, le pratica e non c'è bisogno di citare i sacri testi per dire io sono cristiano perché Gesù ha detto questo, Cristo ha detto questo. No, sono cristiano perché mi comporto così, sono democristiano perché mi comporto così, sono democratico perché mi comporto così, sono democratico di sinistra o sono democratico cristiano di sinistra perché mi comporto in questo modo. Carus portava nella pratica e negli scritti questa sua capacità di sintesi tra due posizioni e la realizzava come poteva, senza violenza e senza dover fare diciamo guerra con nessuno. L'altra cosa che volevo sottolineare di Carus era l'attualità del suo pensiero, che è un po' così economico, di cui non ho parlato nella presentazione, ma si sente meglio con questo? Pietri, non si deve staccare. Devo staccare? No, si deve staccare gelato. Lontano? Sono così. Vedendo le cose di oggi, torniamo sempre all'attualità. Per quanto riguarda la nostra economia, fa bene di leggere le cose che scriveva Carus. C'è una relazione che lui ha fatto, sono diverse cose nel libro, ma c'è una relazione, come dire, panoramica, di riassume, storicizza in qualche modo anche la vicenda dello sviluppo in Sardegna, fatta a una scuola di formazione cattolica Oristano, dove Carus tenta, come dice l'autoressa Forma nell'introduzione del pezzo, di trovare